Tante le problematiche affrontate dal coordinatore regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe durante una recente riunione svoltasi nella sede palermitana, inerente alle tante attese che arrivano dai componenti dello stesso corpo degli agenti di polizia, in particolare affrontati i problemi legati al Covid-19 e ai suoi sviluppi in merito alla sicurezza sia dei lavoratori che degli agenti stessi di custodia. Noi abbiamo avuto questi 2 anni difficili, ma sono stati 2 anni in cui ci siamo anche trattenuti nel manifestare contro l'inefficienza di un'amministrazione che purtroppo dorme da diversi anni. Ora abbiamo deciso di andare avanti senza fermarci più, perché troppe difficoltà ci sono nel corpo di polizia penitenziaria in questa regione Sicilia, troppe sono le cose non affrontate seriamente e tanti sono i motivi per cui dobbiamo obbligatoriamente far sentire la nostra voce. La carenza di personale è una per tutti, ma l'inefficienza, la carenza anche dei dirigenti. Noi abbiamo istituti che vengono gestiti da direttori in missione una volta a settimana, non è possibile, sono istituti importanti, quindi dobbiamo obbligatoriamente avere la presenza del dirigente che possa affrontare subito le questioni, non rimandarle. Noi abbiamo una condizione difficile in questa regione Sicilia, determinata anche da purtroppo sconoscenza della regione, sconoscenza della storia di questa regione, delle difficoltà che questa regione ha continuamente. Il Sinappe non si è mai fermato, non si ferma, non è questo il momento che ci stiamo facendo vedere perché siamo nel mese di ottobre, no, noi abbiamo tenuto e teniamo contatti con tutti i colleghi, con tutti i nostri dirigenti, con tutti gli iscritti, 365 giorni l'anno. Abbiamo contezza del fatto che essere visibili significa anche stare tra la gente, tra i colleghi e vivere quotidianamente le difficoltà, i bisogni e le necessità di tutti. Eppure, nonostante l'impegno profuso dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in questo anno particolare si è avuta l'impressione che proprio il governo centrale ha lasciato da solo il Corpo di Polizia Penitenziaria. Ecco, sul tavolo in contrattazione, quando si va naturalmente agli incontri romani, diciamo, il sindacato dà un input preciso al fine di risolvere questi problemi. Il Sinappe è stato sempre propositivo in ragione delle problematiche che ci sono e tant'è che ora si andrà avanti ancora di più e si sta organizzando pure una manifestazione nazionale proprio per evidenziare ancora di più alla politica e al governo che la polizia penitenziaria non è solo i fatti grigi che purtroppo sono accaduti, ma la polizia penitenziaria è un corpo che gestisce uomini, che vive in una realtà abbastanza difficile e che comunque ha ed opera in virtù del dettato governativo, del dettato istituzionale che la Repubblica Italiana ci dà.